Oggi inizia la mostra di Renzo Emiliani intitolata Presagi. Si tratta di una antologica che parte dalle prime esperienze di Emiliani in campo futurista per approdare a questa pittura onirica che è la sua cifra stilistica più evidente. Sono quadri realizzati minuziosamente, sono quadri anche di grandi dimensioni tra l'altro, in cui l'artista si diverte proprio a raccontarci delle storie che provengono dai suoi sogni, dalla sua fantasia, e lo fa con una meticolosità da miniaturista. Tra l'altro questi quadri sembrano essere estremamente materici, sembrano essere grumosi, sembrano avere una materia molto spessa. In realtà è un inganno ottico, è proprio un trompe-l'œil che l'artista mette in atto. Nel senso che in realtà le superfici hanno solamente pochissimi micron di pittura, però simula proprio la pietra, il legno e comunque delle superfici estremamente ruvide e grumose. Si tratta di una pittura estremamente consapevole, estremamente acculturata e di una capacità realizzativa davvero fuori dal comune. Oggi per me è un giorno importante. Ho avuto l'opportunità di incontrare dei personaggi che mi hanno seguito fin dalla giovinezza. Adesso ci troviamo qui di fronte a un quadro che è l'ultimo che ho fatto e che presenta tutti quegli punti chiave di costruzione che mi caratterizzano. Ho colto l'opportunità in questa mostra per poter visualizzare vari periodi della mia produzione. Partiamo da quello della gioventù, che è quello futurista, dove avevo 20 anni, e poi sono passato all'espressionismo astratto. Dall'espressionismo astratto sono passato poi ancora a un'indagine dei valori tonali. Ultimamente sono riuscito a piazzare con la mia tecnica delle visioni che cercavo da tanto tempo, l'esaltazione della materia, la materia che si fa soggetto con un nucleo di luce che lascio a voi interpretare. Io sono come un musicista che presenta la mia musica, poi il fruitore se la fa propria. Infatti ho sentito, parlando con altre persone, che hanno delle visioni che ricordano certe cose diverse dalle mie. Ben mi sta.